Buongiorno a tutti, mi chiamo Pietro Grussu, sono psicologo, psicoterapeuta, referente dei consultori familiari del distretto Padova Sud dell'azienda ULSS 6 Euganea. In questo incontro vi parlerò della salute psicologica perinatale, rapporto di coppia, diventare genitori, in un momento particolare che ha un po' messo in discussione gli equilibri che erano il fondamento in quelle che erano le nostre abitudini e i nostri modi di vivere la quotidianità. E queste restrizioni, queste paure, questi lutti hanno messo in discussione anche il percorso che le donne, le coppie e i genitori portano come gravidanza e dopo parto in una delle esperienze senz'altro tra le più importanti, tra le più caratteristiche che le persone ritrovano nel loro percorso di vita. E la presenza del Covid-19, tutte le restrizioni, sia di tipo sociale che di tipo sanitario, inevitabilmente hanno portato a ridisegnare l'esperienza della gravidanza, l'esperienza psicologica, l'esperienza fisica, biologica, medica, l'esperienza della gravidanza, quella del parto, perché anche il parto trova connotati molto diversi rispetto a un mese fa, 2 mesi fa, con le restrizioni che l'urgenza sanitaria ci ha spinto ad adottare. E quindi la condizione che ciascuno di noi vive in questa esperienza già era a suo tempo differenziata, peculiare, lo è ancora di più in questo momento storico. Se fino a poco tempo fa potevamo confermare quanto, per esempio, non esiste un profilo universale di come ci si sente in gravidanza e nel dopoparto, perché l'esperienza della gravidanza e del dopoparto poggia su storie personali molto diverse, su storie di coppia altrettanto diverse, su contesti sociali e storici molto diversi. L'attesa di un figlio della nonna Maria di 100 anni fa è un'esperienza molto diversa rispetto all'attuale, in quelli che erano gli obiettivi, i sogni, i desideri che un figlio nel 1920 portava con sé. E questo per sottolineare il fatto che ci si sente inevitabilmente in maniera molto diversa da coppia a coppia, da persona a persona. L'anno scorso in Italia sono nati circa 435.000 bambini. Pensare e ipotizzare che tutte queste donne, tutte queste coppie hanno vissuto esperienze simili, non serve essere scienziati per dire che ciò non regge. Il significato che diamo oggi a un figlio, all'arrivo di un figlio, è molto diverso da quello che 100 anni fa dava la nonna Maria e quello che ciascuna coppia dà all'arrivo di un figlio. Quindi tante aspettative diverse, ma anche comuni, tante differenze personali e tanti anche modi di affrontare psicologicamente questa esperienza unica e irripetibile. E quindi si può stare emotivamente in maniera molto differente, no? Abbiamo le gravidanze programmate, le gravidanze inaspettate, abbiamo le gravidanze che iniziano con la PMA. Dicendo questo non voglio dire che ci sono delle esperienze gravidiche migliori o peggiori, ma
che ciascuna esperienza porta con sé vissuti, emozioni, sensazioni molto diverse. Sono tutte belle, tutte esperienze uniche che ciascuna coppia, anche a parità di progetto genitoriale, porta con sé. E questi grandi cambiamenti che l'esperienza dell'arrivo di un figlio porta poggiano su sentimenti, su progetti di coppia, su sensazioni, su legami e tutto questo inevitabilmente si somma all'esperienza che peraltro l'esperienza del primo figlio è senz'altro diversa da quella di un secondo figlio, di un terzo figlio, perché a parità di pancione che porta con sé in grembo un bambino, chi ha già avuto uno o due figli e adesso è incinta sa come questa esperienza di gravidanza sia molto diversa rispetto a quelle precedenti. E questa situazione qua porta a riorganizzare l'esperienza della gravidanza e del dopoparto, porta a modificare il proprio stile di vita, la propria organizzazione, i propri obiettivi, dove nulla sarà più come prima. E per esempio già le restrizioni di tipo alimentare, di tipo fisico, la riduzione del tempo da dedicare al lavoro, il ridimensionamento degli hobby, il ridimensionamento anche dei contatti sociali, sono tutti aspetti che per alcune donne, per alcune coppie vengono vissuti in maniera serena, equilibrata. Per altre coppie, per altre donne possono essere una restrizione non facilmente gestibile, no? È un po' come le restrizioni legate al Covid-19, c'è chi restando a casa finalmente può portare a compimento tutta una serie di aspetti che aveva in arretrato, c'è chi invece vive con forte sofferenza questa restrizione. Questo sia in gravidanza, ma anche nel dopoparto. Nel dopoparto mi viene da dire che con l'obbligo del restare a casa riscopriamo la quarantena. La quarantena è una modalità di tutela della salute che centinaia di anni fa è stata inventata per le mamme, no? Per le neomamme, perché questo permetteva, con la nascita del bambino, di recuperare in forze, di recuperare in stress e dopo i 40 giorni mamma e bambino, finalmente ripresi, finalmente senza alcuna malattia e sani, potevano rincontrare la comunità. Il bambino, appunto, veniva portato in chiesa e battezzato e poteva essere presentato alla comunità di appartenenza. Questi aspetti come si connotano oggi con la presenza del Covid-19? Beh, senz'altro momenti di stress, momenti di ansietà, momenti di preoccupazione, momenti di sconforto, che sono, mi viene da dire, aspetti normali e frequenti in ogni percorso della gravidanza e del dopoparto, in questo periodo potrebbero essere maggiormente accentuati, perché le incertezze che tutt'attorno ci sollecita questa nuova esperienza possono provare ulteriormente il proprio equilibrio, la propria salute. E allora, insomma, a mio avviso è molto importante, per esempio, in gravidanza, utilizzare al meglio queste restrizioni e domiciliarizzazioni, per esempio evitando un continuo contatto con informazioni, spesso anche di dubbia provenienza e di dubbia veridicità, che
in questo periodo ci trovano in contatto continuo. Ecco, per esempio, l'aspetto che suggerirei alle donne gravide è una, due momenti di notizie e di informazioni, e per il resto, insomma, cercare di trovare, di pensare ad altro, di dedicare del tempo ad altre cose, dedicare del tempo agli hobby, dedicare del tempo al fratellino, se si è già genitori di un figlio. Trasformare questo periodo di isolamento in un momento di attenzione e di cura nei confronti di se stessi e anche del rapporto di coppia. Cercare il più possibile di pensare positivamente, insomma. I dati, per esempio, della nostra regione, anche dell'Italia, insomma, ci stanno dando, nonostante il dolore, nonostante i tanti lutti, ci fanno sperare bene e ci danno fiducia. In casa parlatene e utilizzate degli spazi per futura mamma e futuro papà, per stare assieme, ritagliandovi uno spazio, una cena a lume di candela, guardarsi un bel film in TV sdraiati sul divano e perché no facendo anche delle tecniche di rilassamento, yoga, per esempio, ci sono tantissimi programmi su internet che permettono di utilizzare questi momenti anche per ritrovare un po' di tranquillità e di rilassamento. Riposarsi adeguatamente, insomma, utilizzate questo tempo per riposare facendo in modo di non stravolgere le vostre abitudini, quindi evitate di andare a letto alle 2 di notte, ma cercate di mantenere i ritmi sonno-veglie e dei pasti in maniera regolare. Ecco, tutto questo crea benessere, crea benestare e ben sapendo che le emozioni positive poi salvaguardano il sistema immunitario. È possibile anche bersi una tisana online con l'amica del cuore, mettendosi in diretta. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti che possono aiutare tantissimo lo star bene e può ritornare utile appunto poter condividere con le persone più care, più vicine, come state e come sarà la condizione nei mesi a venire. Allora, una delle domande appena arrivate: esistono servizi per la depressione postpartum? All'interno della nostra azienda ULSS 6 Euganea abbiamo tutta una serie di servizi a seconda della gradazione della sofferenza, del benessere e del malessere, che sono tuttora a disposizione dei cittadini e della popolazione della provincia di Padova, nel senso che sono attivi tutti i numeri di telefono e i servizi anche d'urgenza ed emergenza. Allora, esistono i servizi per la depressione postpartum. Voglio sottolineare il fatto che fortunatamente la depressione postpartum è una malattia poco diffusa, direi quasi rara, se connotata in quelli che sono gli aspetti che che portano un clinico a diagnosticare una malattia di questo tipo. In prima istanza ci sono i medici di medicina generale. Insomma, è importante, se voi
state poco bene, avete dei pensieri che vi preoccupano, fate fatica a svolgere le normali attività, potete rivolgervi al vostro medico di medicina generale oppure anche ai servizi di consultorio familiare che sono distribuiti in tutto il territorio. Ci sono gli psicologi che a disposizione per dei colloqui iniziali per capire qual è il livello di sofferenza e se poi c'è una diagnosi o meno di depressione oppure è una condizione del tono dell'umore di tipo depressivo che potrebbe essere transitoria e gli operatori consultoriali vi offriranno senz'altro le risposte più adeguate alle vostre esigenze. Nel momento in cui abbiamo aspetti di sofferenza ulteriore fino ad estrema e grave, abbiamo i servizi del Dipartimento Salute Mentale in alcune sezioni, in alcune parti del nostro territorio abbiamo anche degli ambulatori dedicati, quindi quello che posso dire è chiamate in consultorio familiare, utilizzate il sito aziendale dove troverete tutti gli indirizzi, compresi anche gli indirizzi degli ambulatori specializzati. Ha qualche consiglio per contrastare insonnia e incubi in gravidanza? Bisognerebbe capire da cosa nascono, come mai sono presenti, se sono presenti solo in questo momento della gravidanza, se erano già presenti. Insomma, è importante conoscere un po' la storia che c'è dietro a questo disagio, a questa sofferenza. L'insonnia è legata a delle abitudini del quotidiano che potrebbero essere un po' riviste, per esempio evitare prima di prendere sonno, di evitare solleciti e condizioni di stress, per esempio evitare in questo periodo le molteplici trasmissioni di approfondimento sul virus e quindi cercare invece prima di andare a letto, non so, farsi una tisana, leggere un libro, ascoltarsi della musica rilassante. Ecco, questo aiuta un po' a staccare e a ritrovare una sorta di tranquillità che poi aiuta ad una buona qualità del sonno. La successiva domanda la leggo a voce alta. Per quanto riguarda le disposizioni degli ospedali che escludono la presenza del padre durante il travaglio e il parto, crede che l'aspetto psicologico di mamma e bimbo e padre sia stato preso in considerazione? Certamente. E adesso noi speriamo con le prossime disposizioni che sempre più, con le dovute precauzioni, possa esserci la presenza del partner e possa esserci anche la possibilità di avere i primi contatti ravvicinati con il nuovo nato. Di questo tutti i responsabili del punto parto ci stanno lavorando e speriamo che anche con tutti i dispositivi per evitare i contagi sempre più dovuti e sempre più necessari, questo permetterà di ampliare i momenti di contatto e la possibilità che la coppia e il bambino possano viversi il più vicino possibile la vicinanza e quindi poter anche gioire e impattare positivamente in quello che è l'aspetto psicologico dell'immediato dopo parto. I papà possono entrare in sala parto ad Abano? Non riesco a rispondervi perché Abano è una struttura convenzionata
che sta prendendo le dovute precauzioni, ha un proprio regolamento in funzione anche delle disposizioni nazionali e quindi in questo momento purtroppo non ho informazioni dettagliate per dirvi quanto e come si stanno muovendo i colleghi del punto parto di Abano Terme. Ok, stiamo raccogliendo la domanda successiva. Esistono i CAN? Cioè, esistono e come? La nostra azienda, i numeri sono di circa 100 corsi di accompagnamento alla nascita all'anno, con un bacino di circa 2000 donne che frequentano i nostri corsi e in questi giorni abbiamo riorganizzato completamente i nostri servizi che offrono i corsi di accompagnamento alla nascita, ossia i consultori familiari. Stiamo raccogliendo le iscrizioni perché già dalla prossima settimana, insomma, nel giro di 15 giorni partiranno tutta una serie di corsi di accompagnamento alla nascita online e con il programma riproponendo il programma degli incontri in aula e frontali, quindi potete accedere attraverso la piattaforma, vedete nella parte sopra del video dove io vi sto parlando, ci sono tutte le indicazioni per potervi iscrivervi anche subito. Le iscrizioni le stiamo raccogliendo in maniera quotidiana e le distribuiamo a quello che è il consultorio familiare territorialmente competente, dove in remoto verrà attivato il corso di accompagnamento alla nascita in piccoli gruppi, quindi 10-15 incontri, e potete partecipare quindi in maniera piena e totale a quello che è il programma dei corsi di accompagnamento alla nascita. Anzi, io suggerisco vivamente a chi è in gravidanza di iscriversi perché è una opportunità importante per conoscere, per avere tutta una serie di informazioni importantissime di salute psicologica, fisica. Le nostre ostetriche, gli operatori che partecipano e condurranno questi incontri vi daranno tutte le informazioni, anche perché saranno degli incontri non registrati ma in diretta e quindi come questo intervento che sto facendo via Facebook, anche là con la piattaforma Gmail potrete partecipare a tutti gli effetti ad un corso di accompagnamento alla nascita e là riceverete anche informazioni in riferimento all'ospedale dove avete intenzione di partorire. Naturalmente se sono i nostri ospedali, quelli di altre aziende ULSS, non siamo così aggiornati per dirvi come ci si sta muovendo in queste situazioni qua. Leggo la prossima domanda. Sono un'infermiera, inizio gravidanza. Lei consiglierebbe la maternità anticipata vista la situazione attuale? Ma io credo che ne debba parlare con il suo ginecologo di riferimento per capire quanto, per esempio, il suo adesso non so se lei ha già chiesto la maternità anticipata, in che reparto lavora, se momentaneamente è a casa, che tipo di turnistica le è stata offerta. In termini psicologici posso dirle che in questo momento di paure, dubbi, preoccupazioni e quindi stress non è certo un buon modo per affrontare questi primi mesi di gravidanza. Quindi soprattutto se è una persona apprensiva, che si preoccupa, pessimista, queste situazioni qua non favoriscono certo una tranquillità. Non penso sia facile poi a conclusione del lavoro rientrare a casa, riuscire a staccare, mettersi tranquilla e passare un pomeriggio, una serata piacevole con il proprio compagno o con gli altri figli se ha altri figli a casa. Quindi ne parli in maniera immediata con il suo ginecologo
che credo la conosca non solo da quando è in gravidanza, e assieme a lui potete scegliere senz'altro la risposta migliore per questa esperienza. Se non ci sono ulteriori domande, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per il collegamento che avete attivato e per il tempo che avete dedicato a questa importante iniziativa. Se ci sono ulteriori domande o ulteriori argomenti di tipo psicologico, di tipo emotivo, di tipo affettivo, potete pure richiederle. Noi siamo disponibili a replicare, anche andando a trattare argomenti diversi da quelli purtroppo affrontati velocemente. Insomma, questi aspetti necessiterebbero senz'altro di un tempo molto più ampio, però insomma c'è tutta la disponibilità mia, dei colleghi dell'azienda ULSS 6 Eugania, nel mantenere un contatto il più vicino possibile attraverso questi terminali web che la tecnologia ci mette a disposizione. Beh, ringraziamo la direzione generale e tutto lo staff che ha attivato questo servizio, e soprattutto ringraziamo gli operatori che sono in trincea e che lavorano quotidianamente, e anche quelli che non sono in trincea, che come noi lavorano a distanza attraverso servizi telefonici, via web e via Facebook, in modo da starvi il più possibile vicino. Vi ringrazio e a presto, arrivederci.